Allora, il caso di Liliana Resinovic. Devo dire che i fatti stanno andando nella direzione dove io avevo predetto, perché il marito, io ho detto che il marito Sebastiano non c'entra niente, e così pare che sia, perché se c'entrava lui con le tecniche investigative di adesso già l'avevano arrestato. Allora, Liliana Risinovic è morta per i soldi, per il motivo principale è che lei aveva i soldi, qualcuno gliel'ha chieste, al suo diniego quel qualcuno ha fatto in modo che morisse, ma adesso se l'ha strangolata. Però il problema è uno, bisogna capire, non è che in due buste lei ci si è messa da sola, Partiamo da questo presupposto. Nelle buste Liliana ce l'ha messa qualcuno e non è stata uccisa nel bosco dove è stata ritrovata, ma bensì trasportata in un secondo momento. Questo è quello che io ho dichiarato, questo è quello che dichiarerò fino alla fine. Ora, che noi vogliamo che qui ci stanno innocentisti e colpevolisti, si può mandare per forza dà la colpa a Sebastiano. Sebastiano non c'entra assolutamente nulla, lui sta dicendo la verità. Liliana Resinovic è stata uccisa per una questione di soldi, ma non dal marito, perché visto, considerato pure da come ho detto che lei e quel marito era una risorsa, lei per marito, ti pare che il marito faceva in modo che ammazzava una risorsa. Oltretutto bisogna essere anche intelligenti per capire determinati. Comunque io da quello che ho visto il marito di Sebastiano non c'entra nulla. Ora bisogna capire, lei quando ha fatto quel salitone lungo, quel grosso salitone che ha portato appunto, chi ha incontrato? Perché lei sicuramente quel maledetto 14 dicembre ha incontrato qualcuno che non è il marito e sicuramente non è manco l'amico, la persona che lei doveva andare. C'è una terza persona di mezzo, che non si sa chi è, ma che gli inquirenti ce lo dovranno dire. Secondo, a mio parere c'è una terza persona di mezzo. Non è né il marito, con chi si doveva incontrare, con chi si è incontrata, chi ha visto. Questa persona magari gli ha chiesto un premio, magari lei altre volte gliel'aveva dati e questa persona poi non gliel'ha più ridati, e lei si conoscevano, ecco quello che è successo. Comunque Liliana Resinovic nelle buste di nylon non c'è andata da sola, tutto qui, qualcuno ce l'ha messa, dunque quel qualcuno è lo stesso che ha delle responsabilità nella morte di Liliana Resinovic. 1 più 1 fa 2, non può far mica 3. Di nuovo amici, buona giornata a tutti dal sensitivo all'occhio di Civitavecchia. Nessuno è infallibile, però Mario Alocchi spesso ci prende. Mi ha contattato Martina, aveva una gattina ferita che era scappata da casa, lei era molto preoccupata e mi ha chiesto di chiedere a Mario cosa sarebbe stato di questa gatta. Lui ha risposto che non c'era motivo di preoccuparsi, la gatta sarebbe tornata a casa sola. Poche ore fa, infatti, la gatta è tornata a casa da sola.